Buongiorno a tutti ragazzi, questa è la villa comunale di Salerno. Come potete vedere, questa è quella dove dico io faranno le luci d'artista. Adesso non ci sono perché ancora, come ho detto, le devono mettere, quindi ecco qui, questa è tutta la villa ragazzi comunale. Diciamo qui arrivano un sacco di persone davvero per vedere queste famose luci d'artista. Quindi come potete vedere ragazzi, dall'altra parte della strada c'è la lungomare di Salerno lì, dove vedete, qui. E qui si va sul corso ragazzi. E invece qua stiamo andando come al solito a bisticciare con la questura. Tanto per cambiare un pochino la giornata bene. Quindi questo palazzo qui alle spalle ci sta la questura. Quindi cominciamo la giornata proprio bene bene. E poi andiamo al tribunale. Ecco la villa com'è ragazzi. Lì ci sta il mare, come vedete già si vede da qua. Invece da quest'altra parte si può sapere diciamo sul centro storico di Salerno, più o meno. Quindi potete andare a Corso Garibaldi oppure direttamente diciamo nel centro storico. Quindi come vedete è un bel giardino, quando ci saranno le luci davvero sarà bellissimo. Questa è la famosa montagna che io vedo da casa. Vedete come sono tutte palme al finale. Ciao Vivetta. Da questa parte qui ci sta il mare come avevo detto. E quindi invece da quest'altra parte ci sta il famoso centro storico di Salerno, che poi potete andare anche sul corso qui. In effetti se girate di qua potete andare anche sul corso. Come potete vedere ci sono, qua faranno le luci d'artista. Ciao Manuela. E qui potete vedere ragazzi il centro storico diciamo di Salerno, che è alle spalle di questa qui. Poi qui ci sono diciamo gli alberi che potete vedere, sopra ci sta diciamo il centro storico di Salerno e poi qui diciamo è tutto lungomare come potete vedere. E qui ragazzi è la questura, quindi ci sentiamo più tardi e ci vediamo. Come potete vedere questo diciamo è, e da qui si va per Vietri, quindi costiera amalfitano da qui, invece da qui per il centro in effetti. Vabbè ragazzi vi saluto, ci sentiamo più tardi sul canale, ciao a tutti. Ciao ciao Jasmine, ciao a tutti. Eh sì, quella è la villa comunale Manuela. Vabbè, salutano tutti ragazzi, ciao.